Buon pomeriggio, eccoci pronti per questo focus di oggi. Lo dedichiamo a una bocciatura di una norma che riguardava gli aiuti per le vittime, o meglio per gli orfani delle donne vittime di violenza, dunque di femminicidio. Insomma, una norma che fa discutere, anche una decisione che fa discutere, anche perché le vittime di femminicidio e gli orfani di queste donne spesso restano, se non hanno appunto un sostegno anche familiare, restano sempre più soli e comunque le cicatrici che portano durano una vita. E proprio per questo io oggi vorrei partire da una lettera che ha scritto una giovane vittima, insomma, di una situazione. Sentirete cosa scrive. Dice: sono Marica Zizzo, oggi ho 23 anni, ma quando ne avevo appena 14, la mattina del 22 agosto del 2014, sono stata svegliata dalle urla di mia sorella Laura, che dormiva accanto a me nel letto, e aprendo gli occhi ho visto mio padre che la colpiva con 2 coltellate. Ho fatto scudo con il mio corpo, lo inizia a pugnalare me. Urlo, piango, arriva mio fratello Andrea mi salva, che blocca appunto mio padre. Io scappo con tutta la voce, grido aiuto. E poi ancora dice: Laura, la mia sorellina, non c'è più, lui, nostro padre, l'ha uccisa a solo 11 anni, è morta. Insomma, è un racconto che per noi cronisti che siamo abituati a raccontare la realtà veramente fa accapponare la pelle e fa anche pensare e discutere. Questo pomeriggio io ne voglio parlare innanzitutto con Giovanna Zizzo. Ringrazio per essere con noi, perché è la mamma di Marica e che da 10 anni non si è mai sottratta a incontri e soprattutto a incontrare tante persone nelle scuole, ma anche in tanti altri luoghi, proprio per non spegnere mai l'attenzione su questi fatti che non si possono neanche descrivere, tanto sono orrendi. Grazie per essere con noi, Giovanna. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie. Ho il piacere di dare il benvenuto anche al presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie dell'invito. La interpello subito perché la bocciatura da parte del Governo nazionale di questa norma, insomma, cosa indica? Che segnale dà? Intanto, guardi, mi faccia dire che è inspiegabile come il governo abbia ritenuto di impugnare una legge contenuta nella legge finanziaria della Regione Sicilia, perché sostiene che su questa materia le regioni non possono legiferare. Ora, intanto questa misura si incarnava in una legge già esistente, quindi noi come Sud Chiama Nord non abbiamo fatto nient'altro che proporre un meccanismo che già esiste, ampliandone la possibilità del funzionamento a queste persone, a queste donne, e noi crediamo che non ci sia niente di meglio che utilizzare uno strumento già attivo. Ma secondariamente ritenere che una regione non possa aiutare le vittime, non possa aiutare le famiglie, non possa aiutare chi ha sofferto e continua a soffrire è assurdo. Io non credo che ci siano materie e statuti che tengano davanti a questo. Non è che la Regione Sicilia ha provato a legiferare una materia di totale competenza dello Stato. E l'altra cosa è che nel decidere che cosa sarebbe rimasto di quelle leggi finanziarie e che cosa no, si sono seduti a tavolino in una stanza chiusa, quindi non hanno interpellato nessuno. Ora, io ho passato 4 anni nelle stanze del governo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, vorrei sapere qual è la materia che va a violare il rapporto tra Stato e Regione. Assolutamente, assolutamente. Infatti anche questo, insomma, dice lunga su poi quella che gli interventi anche legislativi in merito e in materia di femminicidi, perché il giorno dopo che accadono insomma l'attenzione si accende, però poi ci rendiamo conto che subito i gesti concreti non arrivano. Anche i gesti concreti potrebbero essere anche le decisioni e le leggi che tutelano. Stiamo parlando oggi delle vittime e soprattutto degli orfani. Io vorrei continuare a leggere un altro piccolo brano di questa lettera, che mi sembra veramente esplicativa di quello poi che accade. Marica scrive: ci siamo rimboccati le maniche, non vogliamo essere compatiti da nessuno, con tanti sacrifici siamo andati avanti perché dovevamo andare avanti. Oggi l'unica cosa che chiediamo è il rispetto, perché noi, come tante altre persone, siamo vittime di violenza. Io sono
sopravvissuta, non siamo riconosciuti però da alcuna legge. E Giovanna Zizzo, non essere riconosciuti da alcuna legge, quanto pesa e quanto ha pesato nella sua vicenda familiare? Noi siamo le classiche persone invisibili, no? Noi non esistiamo, esistiamo come hai detto poco fa tu, i primi giorni con la cronaca, tutti pronti a parlarne, tutti pronti a farsi avanti, ma appena si spengono i riflettori noi praticamente non esistiamo più. È difficile andare avanti. Mia figlia l'ha spiegato in questa lettera, che è stata per lei la prima volta, è stato uno sfogo perché è stanca di vedere me, stanca di chiedere aiuto, stanca di chiedere ciò che è un nostro diritto. Noi siamo vittime, io ci sono, è vero, i miei figli non sono orfani, ma i miei figli hanno assistito a una violenza indescrivibile, i miei figli sono vittime, io ho una ragazza che è sopravvissuta, non è sfregiata in viso ma ha più di 80 punti addosso, quindi chi è che decide chi essere vittima o meno? Si può ammettere una vittima contro un'altra vittima? Ci possono essere vittime di serie A e vittime di serie B? Io sono da 10 anni che lo chiedo, però ad oggi non ho avuto alcuna risposta. Quando è uscita questa legge sono stata contenta perché ritengo che sia necessario intervenire per gli orfani di femminicidio, perché i miei figli sono stati, tra virgolette, fortunati perché hanno la mamma, ma hanno visto il loro papà diventare un mostro, ha ucciso la sua sorellina e ha ucciso anche la loro vita, la loro anima, il loro corpo c'è, ma i miei figli sono morti dentro come sono morta io. E non è che il fatto di essere riconosciuti ti solleva qualcosa o ti toglie quello che tu hai, non te lo toglie nessuno, però si può avere quella forza di reagire e dire aspetta, ricominciamo da qui, facciamo questo, facciamo quest'altro, e non invece ritrovarci dei muri, ritrovarci da soli e iniziare una nuova vita senza sapere come. Ecco. Laura Castelli, chiedo a lei, ci sono vittime di serie A, di serie B, lei è partita insomma con l'esperienza di 5 Stelle, che era appunto un movimento che partiva dal basso, che era un movimento anche civile, che voleva un po' cambiare, no, quelli che sono poi le cose, le storture di questa società. E quale, ancora, se non di più, questo atteggiamento e queste decisioni che non vengono prese dalla politica proprio a sostegno di queste vittime? Guardi, le posso dire che noi come Sul Chiama Nord il giorno dopo dell'approvazione di questa norma in Regione Sicilia, proprio perché l'abbiamo ritenuta una cosa molto importante, abbiamo presentato al Parlamento un disegno di legge tal quale, però nazionale, e abbiamo fatto pressione affinché questo testo venisse subito calendarizzato come Sul Chiama Nord alla Camera dei Deputati, proprio perché il tema c'è, esiste, e troppo spesso chi ne parla poi non riesce a portarlo a termine. Vi assicuro che per portare fino in fondo una legge bisogna saperlo fare, e spesso non c'è la volontà, diciamo, dei piani più alti della legislazione di trovare il modo di chiudere un testo. Un testo di legge come questo a livello nazionale è assolutamente fattibile, costerebbe qualche paio di milioni, che non è nulla per la finanziaria di uno Stato, quindi la volontà politica è determinante in questo, basterebbe la volontà politica di tutti i partiti e si potrebbe approvare in 2 giorni alla Camera. Questo non accade. Appunto, perché non accade allora? Perché probabilmente quelli che dicono che tengono a questo tema non ci tengono fino in fondo. E poi di spesso succede un'altra cosa, che si fanno quelle commissioni interparlamentari, si trovano sempre una marea di luoghi dove in maniera surrogata rispetto al Parlamento si scrivono proposte che poi non vedono mai la luce. La mia personale esperienza è che se si vuol fare si fa, e soprattutto ci si mette poco. Noi per questo come Sul Chiama Nord abbiamo voluto sfidare le altre forze del Parlamento affinché questo si potesse fare. Devo dire non abbiamo ancora ricevuto firme da parte di altri parlamentari,
questo è molto grave. Io mi auguro che anche a seguito di quel che è successo ci sia un'accelerazione perché questa legge, che è stata bocciata inspiegabilmente a livello regionale, possa diventare nazionale. Certo, assolutamente, insomma, questo ce lo auguriamo tutti, perché vorrebbe dire veramente un cambio, di passo importante anche per affrontare queste situazioni. Io mi fermo soltanto una brevissima pausa, poi torniamo di nuovo in studio. Eccoci in studio, oggi stiamo parlando di questa norma abrogata per quanto riguarda i figli, gli aiuti per i figli delle vittime di femminicidio. Mi collego subito con Anna Bonelli della cooperativa Etnos di Caltanissetta, che è responsabile anche di una casa che accoglie, una casa protetta che accoglie donne che si trovano in situazioni, ovviamente scappano da situazioni pericolosissime che rischiano veramente la morte spesso. Allora, lei ci può dare anche testimonianza di tutto quello che vivono queste donne, spesso in presenza anche di figli, che proprio si rifugiano da voi con i figli. Sì, è quasi una caratteristica, anzi molto spesso è proprio la presenza dei bambini che fa sì che le donne possano denunciare chi tenta di far loro del male. Effettivamente scappano da situazioni molto drammatiche spesso, e entriamo nel discorso che stanno facendo gli altri ospiti, proprio perché una delle caratteristiche di queste donne è di non avere possibilità economiche e quindi non riuscire a gestire la propria vita. E così come è necessario per i figli dei femminicidi, perché non si possono proteggere solo le donne e poi non dare la possibilità di poter vivere serenamente la propria vita, perché è vero che noi li proteggiamo, che noi diamo nell'immediato tutte quelle che sono le condizioni di una vita dignitosa, ma è anche vero che quello che vorremmo fare è cercare di dare un'autonomia. Fino a qualche anno fa proprio la Regione Sicilia promulgava delle borse lavoro per le donne. Noi avevamo delle attività che permettevano alle donne sia di lavorare sia di avere un riconoscimento economico che poi le permetteva di alla fuoriuscita di avere sia delle competenze e sia un gruzzolo per poter cominciare. Oggi queste borse lavoro sono state sospese per un po' di tempo e quindi ci danno notevoli difficoltà. E anche se parliamo tanto di reddito di libertà, anche questa legge è cambiata negli ultimi 2 anni e non c'è più la serenità che c'era inizialmente, mentre prima erano veramente un punto di partenza per un'autonomia, adesso manca anche questo. Ed è vero che quello che dobbiamo dare, oltre alla protezione, è la possibilità di andare avanti, perché se diamo solo la protezione è come se dessimo solo il 50% delle necessità di ogni donna che ha bisogno di poter vivere con serenità anche una vita fuori da una struttura di protezione. Assolutamente. Laura Castelli, la politica si interpella sempre in questo caso, non a caso appunto l'abbiamo chiamata, Sud chiama Nord, si è fatto promotore appunto di questo emendamento, ma i passi successivi quali saranno? Come dicevo, la legge nazionale che abbiamo già depositato e che stiamo provando a spingere attraverso tutti i deputati affinché vada a buon fine subito. Mi volevo collegare al discorso che faceva la dottoressa prima, perché bisogna anche purtroppo dire che molti degli strumenti che anche localmente venivano utilizzati in altri momenti storici e che oggi non vediamo più, appartengono a una grossa crisi economica che si vive, a scelte economiche di tagli su fondi importanti come quelli che riguardano l'assistenza sociale, che poi ricadono su questo tipo di strumenti. Io ricordo che in tanti enti i soldi che
negli ultimi anni si sono tolti, anche quest'ultimo anno, non permettono di continuare a tenere in piedi anche cose tipo, ecco, delle borse o dei piccoli lavori che venivano dati anche a livello locale, e il comune ci metteva dentro quelle che erano, insomma, le famiglie, le donne che sul territorio avevano più bisogno. La gestione di questi anni delle risorse economiche dello Stato da una parte, quindi poche risorse date sugli enti locali, i tagli a livello centrale di alcuni fondi molto importanti anche nel mondo dell'associazionismo che copre queste tematiche, influiscono, e questo bisogna dirselo. Il bilancio dello Stato è fatto di numeri, ma poi le scelte sono tutte scelte politiche, perché la coperta è quella, e quando tu decidi di privilegiare, faccio per dire, la spesa della difesa piuttosto che altri interventi a discapito di altri, stai scegliendo anche che cosa non poter portare più avanti. Quindi mi permetto di dire che alcuni strumenti anche locali hanno vissuto questa tagliola brutale, perché poi dietro a questi fondi ci sono vite di famiglie, appunto, di madri. Infatti proprio Giovanna Zizzo, insomma, in questi 10 anni quali sono stati gli aiuti, se ce ne sono stati, e soprattutto alla luce di quello anche delle novità che sono recentissime, qual è il suo pensiero? Cosa pensa a questo punto? Quando parla con Marica, che ha 23 anni, quindi è giovanissima, una vita anche da affrontare, speranze anche no, da coltivare. Allora, diciamo che non è facile, non è semplice, non c'è soltanto Marica. Marica è colei che è sopravvissuta, ma ci sono anche 2 ragazze che oggi sono 2 uomini. Ho cercato di non far mai perdere loro la speranza. Questa è la cosa essenziale, quella di riuscire ad andare avanti, perché sai, a volte loro mi dicono: mamma, ma a te chi te lo fa fare? Vai, giri di qua, giri di là, vai a parlare con questo, vai a parlare con quelli. Ma alla fine nessuno, cioè, all'impatto ti ascoltano, ma poi è anche vero che poi una volta tornati a casa ognuno ha i propri problemi. È vero che stiamo vivendo un'epoca con dei problemi grandi, enormi, sappiamo tutto quello che c'è dalle notizie dei giornali, però è anche vero che quando si pensa di fare un emendamento, quando si vuole fare una legge per aiutare il cittadino, bisogna ascoltare le vittime. Io in 10 anni non ho avuto niente. L'unica persona che posso ringraziare è mio padre, un pensionato che oggi ha 84 anni. Lui e la mia mamma che ci hanno accolto, siamo ancora tutt'oggi dentro casa loro. Non si richiedono soldi, ma il diritto al lavoro, il diritto di essere ascoltate, il diritto di essere curate. Tutti i diritti che, se voi fate un passo indietro, forse non è la giornata adatta, però è giusto che io lo dica, tutti i diritti che purtroppo ha il carcerato in carcere, l'assassino in carcere ce li ha questi diritti, noi vittime invece questi diritti non ce li abbiamo. Loro hanno il diritto di essere recuperati, il diritto di essere curati, il diritto del lavoro, dello studio. Ecco, io ho dovuto a questo fare un appello. infatti, perché so che i tuoi Io ho figli hanno dovuto dovuto fare un rinunciare allo appello. studio. Certo, mio figlio ha rinunciato allo studio, io per mantenere i miei figli a scuola ho fatto un appello su Facebook affinché qualcuno mi aiutasse a comprare i libri. Cioè, ma di cosa parliamo? E sapete in quei momenti la mente quanto è fragile? Io sono stata molto fragile, lo sono anche oggi, non perché siano passati 10 anni, ma il primo anno, i primi 2 anni mi sono annientata. Mi sono annientata perché io porto, vuoi non vuoi, porto il peso della morte di mia figlia, che aveva solo 11 anni, aveva una vita accanto a sé e gli sono stati distrutti i sogni così. Ma non solo lei, ma i sogni anche di quei 3 ragazzi. Io da mamma non so come aiutarli i miei figli, ecco. I miei figli ora stanno facendo un percorso psicologico. Io ancora aspetto che mi chiamino da una struttura per fare un percorso psicologico. Quindi di cosa parliamo? È mancato tutto. Quindi quello che io oggi chiedo con la mia esperienza è quello di non abbandonare mai le vittime. I bambini, se sono orfani, non li lasciate da soli, non li abbandonate, perché il trauma che hanno subito da piccoli se lo porteranno da grandi. Questo non dimenticatelo mai. I traumi non lasciano la loro mente, non lasciano i loro occhi, viene nascosto e poi può uscire fuori.
Quindi bisogna fare un cammino insieme, bisogna aiutarli, non lasciate mai nessuno da solo, le vittime sono vittime, come tali vengono seguite e non abbandonate. Anna Bonelli, lei sicuramente anche ha contezza di tante storie come quelle di Giovanna Zizzo, insomma è sempre più difficile, è sempre anche più importante, no? L'attenzione, l'aiuto che si può dare e che si deve dare. Mi ha commosso tanto la storia della signora. E mi rendo conto che è simile molto spesso a molte che viviamo e accogliamo in comunità. La signora penso che nella sfortuna ha avuto la fortuna di avere una famiglia che l'ha aiutata. E capisco bene qual è il suo sentire, più che altro perché lo conosco, l'ho ascoltato tante volte. Ed è vero, è come se le vittime siano lasciate sole, come se l'essere inseriti in comunità, parlo delle mie ospiti, già purtroppo per le istituzioni, che per carità è tantissimo, però non può restare solo relegato all'inserimento in comunità. C'è bisogno di veramente strutturare un processo che poi porti alla possibilità di una vita autonoma. Le persone non sono fatte per stare dentro delle strutture che sì, le proteggono, ma molto spesso le limitano anche in molti casi. E quindi questa può essere una situazione per i primi tempi, anche come noi forniamo il sostegno psicologico interno alle nostre comunità, c'è sempre la psicologa che cerca di dare una mano costantemente, però non è una cosa che può essere relegata al periodo della presenza in comunità. È necessario strutturare dei cammini che possano portare all'autonomia una volta usciti dalla comunità, una volta che si è nella vita reale, perché altrimenti si vive dentro una bolla. Assolutamente. Quindi allora l'impegno insomma deve essere di tutti, della politica, e per questo ringrazio Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, per essere stata con noi oggi pomeriggio. Continuiamo a seguirle queste cose e soprattutto a sostenerle, perché lei è la parte politica. Poi ovviamente grazie ad Anna Bonelli, perché lei nella sua vita ha scelto di lavorare insomma in questo settore, e quindi un impegno doppio, perché non è soltanto professionale ma anche umano. E ringrazio anche Giovanna Zizzo e ai suoi meravigliosi figli, perché non si sono arresi, e lei diceva gli ha donato sempre, gli ha dato la speranza, ed è quello che ci auguriamo che possano avere tutti, che invece purtroppo non tutti hanno quando si trovano in queste condizioni. Grazie a chi ci ha seguito e buon pomeriggio.